La mostra Custodi della Memoria, oggi inaugurata in Piazza Grande a Palmanova, non è solo un tributo a 50 anni di storia di rievocazioni rinascimentali. Lo ha affermato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla cultura Mario Anzil, intervenendo questa mattina all'inaugurazione della mostra Custodi della Memoria, 50 anni di storia viva a Palmanova, allestita al Palazzo del Governatore alle Armi. Anzil ha simbolicamente dato avvio alle celebrazioni con lo sparo di un colpo di cannone dal torione del cannoniere. L'esposizione celebra i 50 anni dell'attività del gruppo storico di Palmanova, protagonista dal 1976 della rievocazione storica della città stellata, patrimonio dell'umanità UNESCO. Attraverso fotografie, documenti, video, ricostruzioni e opere d'arte, la mostra ripercorre mezzo secolo di ricerca, volontariato e valorizzazione del patrimonio storico locale. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri il primo cittadino Giuseppe Tellini e i rappresentanti del gruppo storico. L'esposizione sarà visibile gratuitamente fino al 6 settembre al Palazzo del Governatore alle Armi. Rievocando episodi del passato e regalandoli alla società contemporanea, permettendo così di conoscere la nostra storia e di approfittarne per immaginare il nostro futuro. La Regione è quindi qui oggi per dire grazie non solo a chi oggi porta avanti questa importante storia, ma soprattutto a chi in questi anni l'ha costruita.